Prego, pubblico ministero, Grazie, può continuare. Signor Presidente, signori giudici, riprendo dicendo appunto che abbiamo predisposto questa memoria che si giova di 55 capitoli, in cui a margine di ogni capitolo sono allegate, diciamo così, introdotte nel corpo della memoria le intercettazioni, ovvero i riscontri che l'ufficio requirente ritiene di poter porgere all'attenzione dei signori giudici. La strutturazione della requisitoria quindi serve e incide sul profilo di contenutistico delle cene di Arcore, degli eventi. Ed è con profondo ed autentico libero convincimento accusatorio che mi accingo ad illustrare le prove che convergono univocamente ad attestare la penale responsabilità degli imputati in ordine alle condotte criminose ai medesimi ascritti. E ciò l'ufficio di procura fa in esito ad una investigazione, a un dibattimento in cui l'unico obiettivo perseguito è stato l'accertamento della verità. Ho già detto che il nostro sarà un ragionamento probatorio rigorosamente fondato sulle risultanze istruttorie e sulle interconnessioni logiche che ne avvincono la trama dimostrativa. Tratterò adesso la parte concernente le cosiddette cene di Arcore, per come ricostruite attraverso le doviziose investigazioni svolte e per come emerse nel vaglio dibattimentale, dimostrando incontrovertibilmente quale fosse la natura e il tenore effettivo degli eventi in analisi e a che cosa servissero. L'ufficio ha ricostruito i seguenti eventi: 11 agosto, tutto 2010, 22 agosto, 24 agosto, 25 agosto, 4 settembre, 5 settembre, 19 settembre, 25 settembre, 26 settembre, 23 ottobre, 17 ottobre, 17 ottobre, 25 ottobre, 7 novembre, 22 novembre, 19 dicembre. A ciò si aggiunga l'evento del 6 gennaio 2011 di cui parla Natascia Teatino nella sua deposizione. A questi eventi, ricostruiti sulla scorta delle intercettazioni telefoniche, dell'analisi dei tabulati, delle fonti testimoniali, vanno retrospettivamente aggiunti gli eventi a cui ha partecipato la minore Elma Ruccarino, ricostruiti sulla scorta delle dichiarazioni rese da quest'ultima e dall'analisi delle celle radiobase agganciate dal suo cellulare. Nel corso del dibattimento sono stati sentiti numerosi testimoni che nel corpo della memoria vengono divisi per testimoni citati dalla Procura della Repubblica, testimoni acquisizione consensuale di verbali di trascrizione delle deposizioni rese nel corso del dibattimento a carico di Silvio Berlusconi, testi citati dalla difesa, numerosi, fortunatamente, testi sentiti ai sensi dell'articolo 507, documentazione depositata in cancelleria della quinta sezione a seguito delle produzioni documentali che viene analizzata, l'acquisizione consensuale di verbali di sommarie informazioni testimoniali effettuate dai pubblici ministeri, l'acquisizione consensuale delle verbali di indagini difensive. I documenti vengono indicati in maniera analitica. Ebbene, signor Tribunale, è falso che le cene di Arcore fossero degli ordinari convivi, al più arricchiti da qualche goliardica scenetta di burlesque. Non è così. E dimostreremo attraverso le intercettazioni telefoniche il perché. Ho già detto che non rifarò il processo a Silvio Berlusconi. In questo caso Berlusconi è una persona in favore del quale viene apparecchiato, ovvero predisposto un sistema che delineerò nelle sue coordinate di penale rilevanza. Ciò non toglie naturalmente che vi possano essere stati compresenti nei rapporti personali momenti di simpatia, di affetto, di tutto quello che si vuole. Non ci interessa, nessuno sindaca le persone, ma la valenza penale delle condotte. E non si può tacere della macroscopica anomalia emersa in dibattimento per la quale l'imputato di reato connesso, questo ho il dovere di dirlo, ha preso a remunerare da dopo la immersione dei fatti oggetto di imputazione gran parte dei testimoni a suo carico. Ciò può avere prodotto un effetto oggettivamente distorsivo del portato dichiarativo promanante da questi testi. Io non mi sbilancio sulla volontà di chi ha fatto questo e sul contenuto dialogico espresso o dichiarativo espresso in dibattimento. Dico che un evento del genere è quantomeno gravemente inopportuno.
Le prove consacrate in dibattimento dimostrano irrefutabilmente come le cosiddette cene di Arcore, nell'ottica degli organizzatori del sistema, fossero espressione di un sistema prostitutivo, organizzato per il soddisfacimento del piacere di una persona, Silvio Berlusconi, e come questo complesso meccanismo abbia potuto continuativamente funzionare grazie alla persistente attività di intermediazione dell'altrui prostituzione svolta dagli imputati Nicole Minetti, Emilio Fede e Dario Mora inteso Ledra. Si insiste pertanto, signore del Tribunale, sulla nozione di sistema, perché è proprio questo che è oggettivamente emerso dalle indagini e che ha trovato pieno riscontro in dibattimento. Un apparato complesso, volto a reperire, selezionare, istigare, intermediare, organizzare, compattare, remunerare un gruppo di giovani donne con un nucleo persistente e nuovi inserimenti in relazione a singoli eventi, dedito al compimento di atti sessuali a pagamento, con l'imputato di reato connesso, che elargiva direttamente o per il tramite della intermediazione regolatrice di Nicole Minetti degli esborsi in denaro. Come vedremo, il meccanismo di convocazione degli eventi di Arcore era affidato a concomitanti ed alternativi criteri e sistemi. L'invito diretto dell'imputato di reato connesso, la intermediazione della Minetti, le attività di individuazione, reperimento, istigazione e favoreggiamento svolte, oltre che da Nicole Minetti, anche dall'Ele Mora ed Emilio Fede. Nicole Minetti specificatamente svolgeva un ruolo particolarmente delicato nell'ambito del predetto meccanismo prostitutivo, compiendo ella personalmente atti sessuali retribuiti nel corso degli eventi, ovvero partecipando attivamente alle 3 fasi in cui, come tra poco vedremo, si articolavano le cosiddette cene, ed altresì svolgendo un fondamentale e continuativo ruolo di intermediazione nella corresponsione di stabili corrispettivi economici al nucleo storico e persistente di alcune delle giovani donne partecipi alle serate, emolumenti questi aventi in dubbia natura di corrispettivo sinallagmatico per l'attività di prostituzione svolta. Faccio rilevare una cosa: è evidente che il dottor Berlusconi non conosceva i flussi dialogici captati, nel senso che nel momento in cui avvenivano le conversazioni, egli non sapeva della prospettazione degli eventi, della rielaborazione, dell'introiezione, dei contenuti dialogici che si interscambiavano queste signore. Ed è da lì che emerge la prova dei fatti in contestazione, oltre che dal complesso contributo testimoniale proveniente da numerosi testimoni. Nicole Minetti, specificatamente nel quadro delle più ampie condotte favoreggiatrici dell'attività di prostituzione prima sinteticamente descritte, intermediava il rapporto con alcune delle abituali protagoniste degli eventi: Barbara Guerra, Iris Berardi, Espinosa Risleida, Imma ed Eleonora De Vivo, Concetta intesa Imma, Maristel Polanco, Ioana Visan, Toti Elisa, occupandosi della intera gestione delle abitazioni di via Oggettina, residenze che Silvio Berlusconi metteva a disposizione delle succitate persone, sostenendone per intero le spese in corrispettivo della loro disponibilità verso le serate. Nel corso delle serate. Sul punto si potrebbe ben dire che insiste un'ampia letteratura nel procedimento, con ciò intendendosi la copiosa mietitura di intercettazioni telefoniche e di altre risultanze, in primis alcune importanti testimonianze che disvelano il suddetto ruolo di intermediazione agevolatrice svolto da Nicole Minetti. Il sistema prostitutivo che ci si accinge a descrivere è il medesimo in cui fu introdotta, fidelizzata ed indotta a prostituirsi la minore Elma Ruccarino. Da qui l'antefatto sul 14 febbraio. È Nicole Minetti, già consigliere regionale, eletta nel partito dell'imputato reato connesso, organizzatrice e partecipe del sistema prostitutivo che mi accingo a connotare, è la stessa persona che il 27 maggio 2010 svolgerà un ruolo decisivo per consentire il ricollocamento della minore presso il domicilio di una prostituta brasiliana. Al di là dell'eventuale rilevanza penale del fatto che si indicherà il collegio preposto, non v'è dubbio che rilevi in questa sede il ruolo della Minetti sul RUP. Ricordiamo però, non nell'ottica della rilevanza penale, ma nell'ottica probatoria propria di questo processo, come Elma Ruccarino il 27 maggio 2010 fu formalmente affidata a Nicole Minetti, qualificatasi come consigliere ministeriale, e ricollocata presso il domicilio di una prostituta, con i Sessao Michel.
Se questo specifico segmento ricostruttivo, lo ribadisco, non deve rilevare in questa sede nella sua eventuale dimensione penale, certamente può essere considerato per il rapporto di complicità, nel senso di vicinanza, che rivela esserci tra Berlusconi e la Minetti, tra la Minetti e Carima. Le attività, il sistema prostitutivo. Le attività di intercettazione telefonica effettuate nel corso delle indagini preliminari hanno sostanzialmente riguardato, oltre i 3 imputati, Lele Mora, Emilio Fede e Nicole Minetti, le giovani partecipanti agli eventi organizzati presso le suddette residenze. L'esito di queste attività di intercettazione, corredata dall'analisi dei tabulati delle celle radiobase agganciate dalle suddette partecipanti agli eventi ed altresì dalle numerose testimonianze rese in dibattimento, consente di enunciare le seguenti evidenze probatorie. 1. Gli eventi organizzati presso le residenze in questione, in particolare quella in Arcore, avevano certamente natura prostitutiva. Le intercettazioni telefoniche e l'ampio capitolato testimoniale acquisito in indagini e confermato in dibattimento, corroborato ab extrinseco, proprio dall'esito delle captazioni, in riferimento agli eventi cui hanno partecipato i testimoni. Intercettazioni che confermano, attenzione, la descrizione di quei singoli eventi, ma che per la loro valenza generale denotano un fenomeno, un sistema, insomma, in sostanza. Lo dirò bene questo. Questa impropria equivalenza che si vuole fare passare tra le testimoni, chiamiamole della pubblica accusa, e il blocco dichiarativo avverso, come le ho chiamate nella memoria, che negano che gli eventi avessero natura prostitutiva, è veramente destituita di fondamento. Perché il diritto penale non è fatto di uno contro l'altro. Quando nella sfera parallela laica, diciamo, le persone poco edotte di penale dicono la mia parola contro la tua, se così fosse, dottor Forno ci spiegherebbe che è molto difficile conclamare l'accusa di un bambino violentato in cui c'è la parola del bambino. Non è così. Le dichiarazioni delle testimoni dell'accusa che descrivono determinati eventi sono asseverate dalle intercettazioni. Le dichiarazioni dei testimoni della difesa e dei testimoni dell'accusa che hanno smentito quella ricostruzione sono smentite dalle intercettazioni, con la conseguenza che questa impropria equivalenza è risibile, perché è destituita di fondamento probatorio. Da una parte vi sono dichiarazioni attendibili e dall'altra vi sono dichiarazioni ai limiti della macroscopica inattendibilità. Il tribunale valuterà. Attenzione però sul punto, nessuno vuole santificare le persone offese. Nelle persone offese possono avere agito, nei testimoni che hanno descritto gli eventi nel senso che mi accingo ad illustrare, moventi diversi nel partecipare, tra l'una e l'altra, o una compresenza di moventi. Non si può creare un'equivalenza fra Imam Fadil, per esempio, che è andata a numerosi eventi, e Chiara Danese ed Ambra Battilana, Maria Magdum, Natascia Teatino, cioè le persone, soprattutto Latumini, che hanno partecipato, testimone fondamentale, che hanno partecipato ad un solo evento e poi, direi sconcertate, modulo e modulo, le parole non ritornano più. Nessuno le vuole santificare perché mi pare evidente che l'istinto utilitaristico di conoscere una persona importante e potente, è un dato oggettivo, le possa avere guidato. Ma attenzione, utilitarismo, opportunismo non significa ancora disponibilità alla prostituzione. E qui mi pare che chi accusa di moralismo gli altri poi faccia del moralismo difensivo. Cioè tu ci sei andata perché non ci interessa, sei un utilitarista, sei un opportunista, volevi conoscere una persona importante, non è condivisibile, siamo tutti d'accordo fra persone che non condividono certi schemi mentali, ma non è ancora disponibilità alla prostituzione, che è qualcosa di completamente diverso. Le serate, e stavo dicendo, le intercettazioni telefoniche e l'ampio capitolato dichiarativo acquisito in indagini e confermato in dibattimento, corroborato ad extrinseco proprio dagli esiti delle captazioni e dalle altre risultanze investigative ed istruttorie, di cui si darà ampio conto, dimostrano come le giovani donne previamente selezionate ed invitate a partecipare agli eventi organizzati presso la determinata residenza si acconciassero a compiere atti sessuali con un'evidente finalità di lucro, modulando la propria disponibilità sessuale secondo un climax ascensionale parallelo alle 3 fasi in cui ritualmente si articolavano le serate.
Le serate sono infatti risultate scandite secondo 3 fasi. La cena, che talora introduceva già i primi momenti di contatto intimo tra le ragazze e gli uomini presenti, Berlusconi e Fede, l'attività che si svolgeva presso il locale adibito a discoteca all'interno dell'abitazione, cosiddetto bunga bunga, in cui i momenti di interazione sessuale tra le ragazze e gli uomini presenti, descritti Berlusconi e Fede, si intensificavano e diventavano più espliciti nel quadro di danze erotiche e spogliarelli. La terza fase in cui talune delle ospiti rimanevano presso la residenza per intrattenervi ulteriori rapporti intimi a pagamento, fase questa anche preposta alla remunerazione delle partecipanti alle serate e dalla erogazione di un quid pluris per coloro che venivano designati a trattenersi per la notte. Quindi il bunga bunga non è un parto della torbida mente degli inquirenti, ma è un contesto ambientale di una attività che ivi si svolgeva. Questo complesso sistema costitutivo prevedeva da una parte la intermediazione agevolatrice dell'autorità di prostituzione da parte dei 3 imputati, realizzatasi nella organizzazione delle serate, ciò mediante il reperimento e l'istigazione di giovani donne da destinare al compimento di atti sessuali, e dall'altra la remunerazione delle stesse da parte del dottor Berlusconi, ovvero da parte della Minetti. La nozione di corrispettivo, quale emerge in particolare dalle intercettazioni telefoniche, ha una doppia valenza concentrica. Da una parte comprende la erogazione in denari in contanti o tramite bonifico e benefits vari, le case di via Oggettina all inclusive, le macchine, quale diretta corresponsione sinagmatica degli atti di mercimonio sessuale effettuati dalle giovani partecipanti alle scene, dall'altra include le prospettive di inserimento professionale di alcune delle giovani donne, in specie delle ragazze appartenenti all'inner circle del padrone di casa, tra cui la stessa Nicole Minetti e Barbara Fagioli. Si legga in proposito la intercettazione telefonica di cui a RIT 3053-2010, utenza telefonica intercettata in uso a Nicole Minetti, la telefonata numero 460 effettuata il 28-2010 tra Minetti e la Fagioli. Questa conversazione fa chiaramente emergere quali disperati meccanismi competitivi attanagliassero le giovani partecipanti alle scene quando il padrone di casa iniziava a mostrare eventuali segni di disaffezione e quali fossero le ambizioni dalle stesse coltivate. La descritta tripartizione fasica delle scene e segnatamente la sussistenza di una terza fase emerge nettamente da numerose conversazioni intercettate di cui diamo ampio conto nel corpo della memoria, che lasciano inferire come proprio questo fosse il momento più ambito dalle partecipanti, atteso che il padrone di casa, in esito alla consegna delle buste contenenti denari in contanti a tutte le ospiti dell'evento, sceglieva chi tra di loro sarebbe rimasta per trattenersi in intimità con lui. A questa ulteriore attività di prostituzione corrispondeva la erogazione di un corrispettivo più consistente. La prova della sussistenza e della operatività di questo sistema prostitutivo è decisamente arricchita dalla testimonianza di alcune delle protagoniste delle serate, testimoni diretti di quanto ivi accadeva. Il circuito probatorio si snoda pertanto su 2 pilastri: l'esito delle attività di intercettazione corredate dall'analisi dei tabulati delle celle radiobase, la testimonianza diretta ed indiretta di alcune partecipanti delle serate, ovvero di soggetti che ne hanno recepito le confidenze, che hanno descritto tali eventi come connotati da mercimonio sessuale. Profilo questo su cui refluiscono positivamente anche le intercettazioni telefoniche che avvalorano il contenuto delle dichiarazioni testimoniali, circuito probatorio. Nell'ambito del primo punto, cioè l'esito dell'attività di intercettazione, corroborate dalla testimonianza, devono essere iscritte anche le testimonianze di quelle persone che, partecipando alle serate di Arcore, ne hanno descritto il contenuto in modo del tutto antitetico a quanto emerge dalle intercettazioni telefoniche e da altre testimonianze. La pervicace negazione della evidenza dei fatti, pur a fronte di specifiche contestazioni, rafforza l'ipotesi accusatoria, evidenziando e disvelando la oggettiva incidenza di aspettative o fattori esogeni su tali testimonianze. Parte integrante, lo ripeto, di questo sistema era El Marouk Karima. Su questo poi interverrà più autorevolmente di quanto possa fare io il collega Pietro Furlo. D'altra parte, il sistema prostitutivo organizzato ed attuato nell'interesse del padrone di casa non nasce e non muore con El Marouk Karima, pur mantenendo anche dopo l'obbligata dipartita di quest'ultima dalle serate di Arcore il 27 maggio 2010, mantenendo dopo il 27 maggio 2010 gli identici connotati sostanziali.
Di qui l'esigenza probatoria di ricostruire gli eventi anche successivi al 27 maggio 2010, laddove il predetto sistema non ha perduto la sua struttura e la sua identità per il solo fatto che El Marouk Kariman non potesse più partecipare. Ricordiamo anche le intercettazioni intercorse tra Flavio Briatore e Daniela Santanchè, l'onorevole la dottoressa Santanchè, che è stata fra l'altro sentita in dibattimento, di cui parlerà il dottor Fo. Concretamento di questo sistema prostitutivo sono appunto le scene, organizzate e scandite secondo la predetta tripartizione fasica, che lungi dall'essere una reinterpretazione sistematizzante dell'organo inquirente, si pone come la oggettiva proiezione delle risultanze investigative e probatorie. Ed infatti ricordo come le intercettazioni abbiano consentito di fotografare esattamente e riprendere quasi in diretta il funzionamento di questo sistema e pertanto di verificare la natura e l'effettivo tenore dei suddetti eventi. L'esito delle intercettazioni deve essere probatoriamente interconnesso alle dichiarazioni rese dai testimoni Melania Tumini, Maura Vadalà, Valentina Battarra, Maria Macdum, Natascia Teatino, Chiara Danese, Ambra Battilana ed Imane Fadini, e dalla stessa El Marouk Kariman, sentita ex articolo 507 CPP, raccordo logico probatorio, che deve avvenire sia nella specifica parte delle risultanze foniche che riguardano gli eventi cui le predette testimoni hanno specificatamente partecipato o di cui hanno avuto in diretta conoscenza, Battarra e Vadalà, sia nella parte in cui i brani dialogici captati fanno emergere la natura ed il tenore delle scene, consentendone la ricostruzione in maniera del tutto corrispondente e sovrapponibile alla descrizione che di alcuni specifici eventi hanno fatto i predetti testimoni. Sostanzialmente, ciò che emerge dalle intercettazioni telefoniche coincide esattamente con la descrizione delle scene di Arcore effettuata dai predetti testimoni. Tale oggettiva convergenza di due distinte fonti probatorie reciprocamente autonome consente di delineare la sussistenza e l'operatività di un sistema omogeneo, connotato cioè da analoghe modalità di estrinsecazione per tutto l'arco temporale monitorato. La tripartizione fasica delle scene di Arcore, il mercimonio sessuale, le intercettazioni. Che Nicole Minetti svolgesse il duplice ruolo di attiva protagonista delle scene di Arcore in quanto personalmente dedita al compimento di atti sessuali retribuiti, nonché di intermediaria nell'organizzazione e agevolazione dell'altrui attività di mercimonio sessuale, emerge icasticamente dall'esito delle operazioni di captazione. Il linguaggio dissimulatorio utilizzato, infatti, non va ad oscurare la intellegibilità dei brani dialogici captati, di cui se ne citeranno a titolo di mero esempio solo alcuni. I sottotraslati, dico sotto perché sono alla memoria, brani dialogici captati evidenziano altresì la descritta tripartizione fasica delle scene, il mercimonio sessuale che vi si attuava e specificatamente la natura e la valenza della seconda fase con interazioni intime di gruppo nell'ambito di un contesto ambientale e comportamentale definito dallo stesso padrone di casa Bunga Bunga. E vi emerge altresì la terza fase deputata a contatti più intimi tra il padrone di casa e talune delle ragazze. Merita di segnalare in proposito la prima delle conversazioni intercettate di seguito traslate, di seguito nella memoria, intervenuta il 24 agosto 2010, è la telefonata numero 389 tra Emilio Fede e Maria Rosaria Rossi. L'utenza intercettata era ovviamente quella di Fede, essendo la dottoressa Maria Rosaria Rossi un onorevole della Repubblica, laddove i due interlocutori, entrambi diversamente intranei al sistema prostitutivo invalso negli eventi, Emilio Fede per esserne innanzitutto uno degli organizzatori oltre che partecipe delle serate, Maria Rosaria Rossi per essere stata meramente presente ad alcuni degli eventi organizzati presso la residenza del padrone di casa, fanno esplicito ed inequivoco riferimento al Bunga Bunga, ovvero, per come emerso dalle investigazioni in dibattimento, il nome assegnato proprio per definire e identificare sia l'attività di natura prostitutiva che le partecipanti agli eventi vi effettuavano, sia il contesto ambientale dove tale attività si estrinsecava. Trattasi per l'appunto della seconda fase delle serate, sempre uguale a se stessa nella sua dinamica, salvo la composizione soggettiva variabile per singolo evento con un nucleo stabile. Segue peraltro un'altra conversazione del 24 agosto 2010, la numero 395, sempre tra Emilio Fede e Maria Rosaria Rossi, da cui emerge nitidamente il meccanismo di fidelizzazione e riservatezza che deve circondare le scene di Arcore, che doveva circondare, nel presupposto del loro effettivo tenore prostitutivo.
Ecco un altro elemento che merita la dovuta considerazione probatoria. La difesa, evidentemente effettua sempre la solita computatio a priori, insiste, si capisce dagli esami, nella asserita assenza di controlli durante gli eventi. È evidente che in questo paradigma accusatorio non è che ci siano delle violenze. Il dottor Berlusconi risulta essere stato ospite gentile, ospite ospitante e cortese. Qui non c'è l'aggravante della violenza nella legge Merlin, ma si vuole fare credere, sbagliando, o meglio, cercando di indurre in uno sbaglio, in una percezione errata, che la presenza di camerieri, di lavoratori in servizio alla casa del dottor Berlusconi e anche di terzi estranei occasionali, tipo il dottor Rossella o altro, sia il segno di un'assenza di riservatezza, e l'assenza macroscopica di controlli, perquisizioni, tra virgolette, ispezioni agli ospiti, comproverebbe l'assoluta liceità di quanto ivi avveniva, perché era totalmente libero. Ebbene, si vuole in qualche modo farne discendere l'apparente disinteresse del dominus e del suo apparato di sicurezza per la riservatezza di quanto accadeva a casa propria durante le cene, e ciò sarebbe una delle prove dell'assoluta correttezza di quanto ivi avveniva. E questo non vale nemmeno la pena inserire il concetto di percezione soggettiva dei fatti e del disvalore degli stessi, perché questo veramente va in una relativizzazione socioculturale estremamente complessa che non ci interessa. In realtà questo argomento non prova niente, se non forse la consapevolezza del potere esercitato sulle persone intranee o introdotte nel circuito costitutivo, coltivata eventualmente dal padrone di casa, laddove invece dalle intercettazioni emergono vividissime preoccupazioni, in specie da parte di Emilio Fede e Mora. Ecco la percezione che mi interessa, quella in capo agli imputati. Sto ragionando sugli imputati, non sul terzo, per la possibilità che l'effettivo tenore degli eventi affiori all'esterno, con pesanti ricadute quantomeno sulle immagini loro del Presidente, stante proprio la asserita imprudenza manifestata al riguardo da Silvio Berlusconi. Ma il suddetto argomento difensivo soprattutto oblitera totalmente un dato emergente dalle indagini, ovvero come le giovani partecipanti agli eventi fossero selezionate e fidelizzate attraverso un circuito di persone estremamente collaudato tra di loro, proprio gli imputati Lele Mora, Emilio Fede e Nicole Minetti. Si vedano al riguardo le testimonianze di Natascia Teatino e di Melania Tumini, ma anche la stessa Rubi ce lo dice. Le risultanze foniche, come detto, dovranno essere coniugate probatoriamente interconnesse con l'ampio compendio testimoniale, sia quello che attesta la sussistenza del sistema costitutivo invalso dalle cene di Arcore, sia quello che fideisticamente, e mi sia consentito di dire in maniera non riscontrata, lo nega, che sono le testimonianze del cosiddetto blocco dichiarativo avverso. Dicevo, la telefonata numero 389, Maria Rosaria Rossi Fede, alle 9:15:15, ma fai 9:30, Emilio Fede è, poi si va avanti, e a un certo punto l'onorevole Rossi dice che palle che sei, due amiche, quindi bunga bunga domani mattina, io vi saluto, no tesoro, posso non portarle, chi c'è? Ma scherzo, ma stai a scherzare? No, c'è una delle gemelline, ma allora mi devo vestire da femmina pure stasera. Il tono, ironico, non deve obliterare e oscurare un dato di fatto oggettivo, cioè che il bunga bunga non è un parto, una partenogenesi giudiziaria, un'invenzione maliziosa, ma è un dato di fatto oggettivo, esiste in rerum natura, si direbbe, cioè è un contesto di attività e un contesto ambientale, che poi ci viene descritto riempito di contenuti da altre intercettazioni e soprattutto dalle testimonianze. E poi l'imputato Fede, vedete, io l'ho detto prima, non so che percezione avesse il dottor Berlusconi nella sua introiezione soggettiva dei fatti. Certamente Fede, e questo è il profilo che mi interessa, aveva una precisa introiezione invece, una precisa considerazione del disvalore dei fatti sul piano dell'immagine e della loro rilevanza penale. Tant'è vero che nella telefonata 395 del 24/8/2010, intercorsa sempre con l'onorevole Rossi, dice no, ma glielo dico io, guarda, senti, non mi sembra l'aria con l'aria che tira un fotografo, una cosa c'è, non andiamo ad aggiungere casini a casini, ti pare. E quindi
Già in questa telefonata e in altre molto più chiaramente, laddove addirittura afferma di avere pagato una persona affinché gli consegnasse delle fotografie, emerge la preoccupazione di Fede che possa divulgarsi, affiorare all'esterno il contenuto delle serate. Mi spiace, lo dico perché ci sono anche dei momenti, diciamo, di aggettivazione non proprio elegante, ma sono conversazioni private captate e quindi sono nel processo e diventano pubbliche, dover leggere alcuni brani dialogici captati. Questa è la Barbara Fagioli, ha mandato tutto da Spino, io farei le troie, conversazione anzi fra Fagioli e Minetti, sms in uscita dall'utenza in uso, amico Minetti, chiedo scusa, ha mandato tutte da Spino, io farei le troie, lo chiamiamo stasera e gli diciamo che abbiamo bisogno per partire, come ha fatto Aris e Mari. E poi ancora ti volevo dire che oggi vanno da Spino anche Barbara G e Miriam. Pensi che Barbara G settimana scorsa a Roma ha comprato 25 paia di scarpe. O si tratta di feticismo puro, per cui uno va a comprare le scarpe, ma poi è emerso in maniera, diciamo, seriale, quasi mi viene in mente un film di Nanni Moretti, oppure evidentemente è il classico linguaggio dissimulatorio che poi affiora nelle testimonianze, tanto che si dice chiaramente che le 25 paia di scarpe non sono altro che soldi. E di nuovo scarpe nuove, prosegue, me l'ha detto Mari, che gliel'ha detto lei, pensa te, noi ci facciamo problemi, io l'ho già chiamato 2 volte e mi ha mandato un S. Di nuovo, Spinosa Risleda, non sono andata, non mi ha risposto al telefono, vabbè, lasciamo perdere, perché quanti vestiti vi ha fatto trovare? Ah cavoli, ma sì, chi se ne frega, Nicole Minetti, con il lavoro che hai, comunque a me 5 vestiti, alle altre non so ancora, credo uguale. Ah sì, però un po' di vestitini per le vacanze non mi sarebbero dispiaciuti, Minetti, dai tesorino, fammi sapere domani se riesce. Minetti Nicole, testo sms in inglese tradotto, mi sono incazzata perché ho scoperto che lui, maiuscolo, ha comprato una casa da 1.200.000 euro per una ragazza. E di nuovo, non sono riuscito a dormire pensandoci, 7 a Mailin, Minetti e Spinosa. Di nuovo Spinosa, no, non ho parole, ci prende tutto per il culo. Poi messaggi anche con epiteti non gentili, con chi invece con loro era generoso, mi ha chiamato 3 volte stamattina, io non gli rispondo neanche morta, gli ho mandato un messaggio cattivissimo, ma non me ne frega una. E poi dice, di nuovo Spinosa, Nicole Minetti e Spinosa, cazzo, e per chi è rimasto l'altra volta, l'ultima arrivata fresca fresca, non è colpa di lei, poverina, ma di lui che non pensa quando fa le cose, eccetera, eccetera. E di nuovo, messaggio Fagioli, il numero 11-013-23-11-2010, ma un cazzo, mi ha dato a tutti la Betty 2 scarpe, la Betty è il riferimento, il nomignolo con cui si copre l'interessato, c'è chi si è lamentato che voleva più scarpe, a me ha detto invece tu sei a posto, così io faccio, va bene, grazie, gli ho detto. Questa è una conversazione e non un messaggio. Messaggio sms Minetti Fagioli, domani lui festeggia il compleanno alla Mary, così mi ha detto lei, io non so se andrò, però ho pensato una cosa, oltre che per le palle, bisogna prenderlo, e dice per il membro, diciamo, esprimendosi in un'altra maniera. Domani, se è aperto, vado in un sexy shop e prendo un po' di cose. E poi dice che devono comportarsi in maniera estremamente disinibita. Ripeto, a noi interessa la percezione degli imputati, come si costruiva il sistema nell'ottica di chi lo ha predisposto e non nell'ottica di chi poi ne beneficia, che può anche essere teoricamente diversa. Ebbene, le conversazioni vanno avanti. E per esempio Nicole Minetti e Garcia Polanco, c'è una conversazione che cito testualmente, la 1375 del 20 settembre 2010, Mary, anch'io amore mi sono svegliata adesso, sottolineo la data, 20 settembre 2010, dopo il 19. Ah sì, minchia, ma sei andata a casa? Sì, sono venuta qua dal Sivo, va avanti, dice Mary, e le ragazze sono lì, mi piacerebbe andare a pranzo oggi. Nicole, e chi è? La Diana? Mary, Aris, Diana, Iris, la Fico. Mary è quelle che sono rimaste, ma tu l'hai sentita la Diana, ma dici che rimangono lì anche stasera, la conversazione va avanti, la rimetto evidentemente all'attenzione del tribunale, se non nella parte in cui la Nicole Minetti testualmente dice, ma
con quel corpetto in reggicalze come mi ero vestita io. E poi dice che bisogna stargli addosso, non bisogna lasciarlo un momento. E di nuovo la Mary, cioè la Polanco, diciamo: manca a me, mai visto quante me ne ha dato, e lui non ne dà più di adesso, mi ha abbassato 1.000 euro, cavolo. Mary, ma non lo so, mi sta dando 4.000 euro ultimamente, Nicole, eccetera, eccetera. Vari sospiri su queste cifre evidentemente significative. Potrei andare avanti molto, signor del Tribunale, però mi sembra forse addirittura esagerato. Mi do dei tempi comunque di contenimento, tranquillizzo tutti, anche per lasciare spazio alla parte più importante della requisitoria, quella che farà il dottor Forno, e che comunque voglio significare almeno altre intercettazioni importanti, in particolare riguardanti Ruby, Elmar Uccarima, quella del 18/10/2010, la numero 4777 3 volte 7, dove intercorsa tra Nicole Minetti e Garcia Polanco, molto loquaci, dove a un certo punto la Minetti dice: a mo come è andata Maristella, a me uguale come la Barbara, riso lieve, sottolineo la data 18/10. La Minetti dice: a me 2, Maristella però tu devi capire che io ero qua 3 giorni fa, sono venuta, 2 quindi sì, mo, però sono venuta 3 giorni qua. Prosegue la conversazione con Tony, a volte con riferimenti a volte diciamo un po' così, che non rientrano esattamente nel focus probatorio, e poi a un certo punto la Minetti dice ma vaffanculo alla Ruby. Dal tono e dal complesso dialogico, anzi lo cito testualmente, come al solito, e che diamo tutto alla Ruby, ma vaffanculo alla Ruby. E poi di nuovo uè 60 ride, ma tu ti rendi conto. Cioè questa intercettazione, io non posso leggere tutta per non veramente sforare i tempi in maniera drammatica, dà atto della percezione esatta delle interlocutrici del favor di cui è stata gratificata Ruby a livello economico. Quindi era una cognizione, ed è questo il dato probatorio, diffusa tra tutte le partecipanti alle serate, cioè che Ruby avesse ricevuto dei denari importanti. Poi di nuovo i 3 fiorellini che dissimulano naturalmente i 3.000 euro e conversazioni di questo genere. Io non voglio citarle tutte, ma nella memoria sono evidentemente tutte esattamente citate. Perfetto. Allora, segnalo ancora la conversazione di cui al progressivo la conversazione captata di cui al RIT 3053, utenza telefonica di rete in uso a Nicole Minetti, il progressivo è il 637 del 23/8/2010, 23/8 alle ore 18:40, con interlocutrice Barbara Fagioli. Conversazione captata che fa comprendere senza ombra di dubbio come alcune delle giovani partecipanti agli eventi fossero prescelte dal padrone di casa per trattenersi con lui in intimità dopo la ultimazione del rito del cosiddetto bunga bunga, e come questa terza fase fosse per l'appunto caratterizzata da ulteriore prostituzione da parte delle ragazze. Gli inequivoci riferimenti ai rapporti sessuali intercorsi la notte tra il 22 e il 23 agosto tra il padrone di casa e la Bonasia, e la netta percezione che di tali rapporti mostra di avere Nicole Minetti, fanno ritenere decisamente fondata l'affermazione della teste Natascia Teatino, che poi verrà analizzata, che parla chiaramente della natura prostitutiva delle serate e della realizzazione di rapporti intimi, e lo fa sulla scorta delle informazioni che riceve da Espinosa Arisleida sul contenuto delle serate, Espinosa che partecipava alle serate e che aveva avuto i predetti rapporti intimi. L'intercettazione è inutile leggerla, comunque ci sono dei commenti, leggerla tutta, molto chiari, laddove la Fagioli dice era da molto che non arrivava una ragazza così, ma siete rimaste tutte, sì. Barbara, ah sì, Nicole, tutte, anche la Maris, sì, che cavolo, vorrei essere su anch'io. E poi rimando alla lettura. La descritta strutturazione delle scene di Arcore e quello che ivi avveniva
trova un'ulteriore rappresentazione nella conversazione intercettate di cui al progressivo 1078 del 6 settembre 2010, dove Nicole Minetti, utenza intercettata, domanda alla sua interlocutrice Barbara Fagioli: è stato con la Aris alla fine? Risposte varie, e poi Barbara: sì, sono stato un po' cogliona perché non ho beccato nulla, però a parte che alle 7 tanto sarebbe stato uguale. Nicole: ma neanche io ho beccato cioè niente, insomma. Se però ti può aiutare, niente. Va avanti la conversazione e Nicole dice: Aris 9 ha comprato 9K paia di scarpe. Non credo ci sia una calzoleria notturna aperta, e quindi Barbara: sì, 9 sì, come fai a saperlo? Amore, io so tutto, dice Nicole, io sono stata lì, e cioè ho visto, ma quando ho assistito. Barbara: ah, tesoro, io ero dentro, cioè ero in ufficio, sono stata lì mentre faceva, ok? Davanti a me lo faceva, a me non sbatte mi fai tu. Io ho detto di no, io ho fatto la figa, io ho detto no, io sono a posto. E prosegue la conversazione. La conversazione prosegue con dei passaggi dialogici estremamente importanti dal punto di vista indiziario e probatorio, corredati da tutto il resto delle risultanze, da dove Barbara Fagioli dice: comunque figo il bustino, dove l'hai comprato? Il bustino, che bustino? Quello che mi hai fatto? Ah, non è un bustino, no, Agent Provocateur, marca si ritiene di magneria intima, corpetto, Argent, ah sì, è pazzesco, voglio anch'io, sì. E poi di nuovo una conversazione che cito a titolo di esempio, la conversazione captata sull'utenza in uso a Nicole Minetti il 6 settembre 2010 alle 19:24, la telefonata 10:93, dove di nuovo si torna sui 9 flowers, 9 fiori, in riferimento al pagamento. L'interlocutrice è la, loquace Iris Berardi, e poi alla fine si dice che la Barbara è rimasta a dormire, era andata di là in camera con loro, invece gli ha dato la buonanotte. Tutto il compendio dialogico captato pertinente, la scansione fasica delle serate, è allegato in esito a questo capitolo, e poi viene ripreso in fondo alla memoria, in cui si va a connotare ulteriormente le 3 fasi delle serate. Adesso mi preme denotare, per poi svolgere delle riflessioni in diritto, il ruolo di Nicole Minetti nel sistema prostitutivo, in particolare la gestione delle case di via Oggettina numero 65. Con riferimento al ruolo dell'imputata Nicole Minetti nell'ambito del sistema prostitutivo, valgano per tutte le seguenti conversazioni intercettate, di cui in particolare la numero 2596 effettuata il 23/9/2010, intercorsa con la Berardi, conversazione che evidenzia come quest'ultime e le altre partecipanti abituali alle serate di Arcore considerassero Ruby parte integrante del sistema prostitutivo ed avessero piena illiceità, piena coscienza di ciò che era avvenuto il 27 maggio. La leggo in alcuni passaggi. Iris: ma è già da un po' che dice sta storia lei. Nicola: aspetta, da quando era uscito il casino della Ruby. Iris: ma no, lei, ma già l'altra volta quando era successo il casino della Ruby. Lei fa: ma sai, tutte ste case intestate alla Nicole, poi io non voglio mica andare nei casini per lei. Nicole: per chi? Per Ruby o me? Ma aveva detto. Prosegue la conversazione. Quindi emerge chiaramente la consapevolezza che i fatti del 27 maggio nella loro oggettiva anomalia possano innescare un procedimento di accertamento sull'intero contesto, da cui emerge eventualmente il fatto che la signora Minetti gestiva le case di via Oggettina, e lo segnalano reciprocamente con vivida preoccupazione. Poi, signore del Tribunale, c'è un profluvio di intercettazioni telefoniche in cui la Minetti in cui la Minetti appare più che per le attività che svolge un amministratore di condominio, perché effettivamente la signora Minetti si occupa integralmente della gestione di queste case. Ora c'è poco da dire, poi per carità uno può anche sfidare, la barriera finale, che è la barriera del suono, che è quella del ridicolo, ma che la Minetti si occupasse delle case di via Oggettina numero 65 penso che sia incontroverso. Semmai si può discutere sulla valenza di questa gestione, ovvero si può andare a sindacare il profilo di corrispettività in riferimento alla disponibilità sessuale delle ragazze che vi abitavano, ma non v'è dubbio che queste ragazze siano le stesse che partecipavano alle scene, così come connotate, che
estrinsecavano la loro disponibilità sessuale nella scansione fasica degli eventi e che non a caso sono il nucleo storico persistente di partecipanti alle serate di cui, attenzione, parla Ruby nei verbali. E qui di nuovo, o Ruby è più che una bugiarda o una ragazzina mendace, è una straordinaria veggente, oppure che potrebbe essere utilizzata per la bisogna, diciamo così, oppure Ruby sapeva perfettamente come funzionava il meccanismo, tanto attenzione da connotarne uno degli elementi più caratterizzanti, cioè il fatto che le ragazze, alcune ragazze, venissero pagate con delle case. Questo sta a significare che tutti avevano, gli organizzatori e le partecipanti, la perfetta consapevolezza dei meccanismi, che mi permetto di dire, signori del tribunale, non è che siano molto difficili da capire, anche a fronte, voglio dire, delle intercettazioni. Mi piace citarne una: bimbe, sto venendo a Milano 2, se avete buste, bollette, venite giù a portarle, bacini. Quindi, diciamo, arriva Babbo Natale, che evidentemente si rende disponibile a raccogliere le istanze di tutte queste giovani figliuole. Ciao bella, tutto ok, sto andando ora a portare caparra da fabbrica, con Spin mi sono messa d'accordo che vado settimana prossima. E di nuovo tutto un parlare di case, è tutto un litigare. Bimbe, sto venendo a Milano 2, se avete buste bollette venite giù a portarle, bacini, è un messaggio seriale. Cioè la Minetti non lo manda solo a una, ma giustamente professionalizza il proprio mandato e in maniera seriale lo distribuisce alle ragazze. Arriva papà Natale, mamma Natale, che vi porta, che vi prende in carico tutti i vostri bisogni. Amore, mercoledì ore 11 firmiamo il contratto lì a Milano 2, via Olgettina 65, bacino, Nicole Minetti e Elisa Torri. Potrei continuare all'infinito, perché questo è il momento sicuramente più pregno di prova, più pregno di messaggi, voglio dire, e di comunicazioni in riferimento al ruolo specifico della Minetti. Le rimetto alla vostra lettura. Si può provare ad amputare questa missione rispetto alle serate di Arcore e dire: la igienista dentale dottoressa Minetti e il consigliere regionale Minetti ambiva a fare anche l'amministratore di condominio, e poi aggiungere e beh, col punto interrogativo, no, non è così, perché guarda caso questa amministrazione di sostegno, tra virgolette sostegno economico in senso tecnico, alle giovani partecipanti alle serate viene fatto proprio nei confronti delle ragazze che a quelle serate partecipavano svolgendovi atti sessuali e anche venivano retribuite in contanti, perché attenzione, Nicole Minetti svolge attività logistiche anche di supporto, diciamo così, accessorie rispetto a questa principale per il corretto funzionamento del sistema. Nicole Minetti si faceva altresì carico più in generale di attività logistiche funzionali a consentire la partecipazione di giovani donne alle feste organizzate presso la residenza del padrone di casa, ovviamente disponibili a compiere atti sessuali economicamente retribuiti, nonché ad individuare alla bisogna nuovi soggetti che rispondessero a determinati requisiti di gradevolezza estetica e riservatezza da inserire nel sistema. Non è solo la Tumini, Io mi auguro che gli avvocati, ne conosco la doviziosa analisi delle carte, abbiano individuato altri messaggi da cui deriva l'interessamento della Minetti a inserire giovani donne nel meccanismo affinché ne possano svolgere una ragionevole confutazio. Bene, e quindi sono disseminate di questi riferimenti le intercettazioni. Minetti Berardi, ok, vedo che riesco a fare perché per lei ha già sbossato per la casa sta settimana, quindi non so, dai, gli scrivo un sms, gli chiedono soldi e dice guarda, ha già dato, adesso non lo so. E poi bellissimo questo, Minetti, bellissimo così, in senso anche un po' ironico, non ho più benzina, nemmeno per andare a fare la spesa. Sa che dipendo da lui, tra l'altro a causa sua non lavoro più e sono mesi che gli chiedo un lavoro. Berardi Minetti. E di nuovo, così male che vada si arrabbierà con me, che mi importa, però se ogni volta o non mi aiuta o mi dà solo 20 euro per la benza, poi sparisce, io rimango sempre, e così via. Messaggi di questo genere.
Naturalmente la signora Minetti si precia anche di organizzare la macchina per le ragazze, SMS numero 8687, cellulare intercettato Minetti, inviato il 7/11/2010 alle 15:45 un secondo a Barbara Fagioli. Ok, allora lo sento, devo organizzare la macchina alle ragazze. E di nuovo con la Polanco, volevo sapere, tu hai qualcosa da darmi, chiede la Minetti. Amore, sì, c'ho le bollette in macchina. Allora amore, scendi un attimo, dai che gliele porto, scendo e te le do. E così via. Vorrei sollevarvi dalla lettura di tutti i brani dialogici, ma per esempio la Minetti parlando con la Garzia Polanco, il 22/10/2010, e siamo al progressivo 52/17, Nicole, io gli ho detto le due cose, gli ho detto sia della Aris, gli ho detto anche di te, gli ho detto guarda che la Maristella ha bisogno, e lui mi ha detto va bene, mi fa magari forse il San Raffaele per loro è più comodo. Cioè la Minetti si mette a disposizione per tutte le esigenze delle ragazze che partecipano alle serate, nei termini di prostituzione che ho detto, garantendo di servizi accessori complessivi, ovvero la gestione delle case, e qui c'è un profluvio quasi invadente di intercettazioni, diciamo, e anche di comunicazioni, ma anche di servizi accessori, quali il dentista e via dicendo. Attenzione, Nicole Minetti aveva peraltro, per come è ovvio, insieme agli imputati, gli altri imputati, chiara consapevolezza di avere commesso i reati di istigazione e favoreggiamento della prostituzione, nonché piena coscienza della oggettiva anomalia, cioè della valenza dei fatti occorsi il 27 maggio 2010, a prescindere dalla loro eventuale valenza penale, eventuale per rispetto al tribunale. Noi gliel'abbiamo, come dire, nettamente assegnata la valenza penale, sia chiaro. Ebbene, nel progressivo 179 dell'11/1/2011 parla con la sua segretaria, Clotilde Strada. Minetti, io non ci sarei finita neanche se mettevo tutto l'impegno sulla faccia della terra, perché al di là delle cazzate io sono una brava persona e posso prendere qualche multa, non pagarla, avere il fermo amministrativo della macchina, ma di lì ad arrivare a commettere un reato ti assicuro che c'è di mezzo un mare. Quindi io gli ho parato il culo, perché la verità è che gli ho parato e gli sto parando il culo, e sono stata una signora, ok, e lui non si può permettere di fare così, non esiste al mondo. Naturalmente abbiamo visto Ruby smentire se stessa, smentire i flussi dialogici, smentire tutto. Tutto è possibile, ma al limite della ragionevolezza e della compresenza di altre cose. E ancora vi segnalo la telefonata 5482 il 17/10/2010, questo è molto importante. Intercorre con Maristel Polanco, ripeto, 5482 17/10/2010. Minetti, amore, anzi partiamo dall'inizio, cioè diciamo l'esigenza di incontrarsi, che sì, se ci sono stasera per cena, di venire e non dire niente alle altre, né a Iris né alla Aris. Minetti, e perché? Che siamo solo in pochi. Minetti Polanco. Amore, è per questa cosa qua, perché lui me l'ha detto, è per questa cosa qua, perché è successo un po' un casino, perché sta stronza della lui. Ha detto delle cose, capisci? 17/10/2010. Che cosa ha detto? Ma chi che la conosce quella là? Amore, cose pesanti su tutto, capisci? Anche cose non vere. Ora, io non penso che la signora Minetti in quel momento avesse in mente Martin Heidegger, che sostiene che il linguaggio è la casa dell'essere. Tuttavia non posso dubitare della pregnanza espressiva di questa frase. Anche cose non vere. Anche cose non vere. Quindi anche cose vere. No, amore, sì, tipo che come posso dirti, aspetta, fammi pensare come te lo posso dire, che, capito, anche noi ne combinavamo di cotte e di crude. Ah sì, amore, sì, ci ha sputtanato, riso. Dai, ma chi la conosce? Ma quando? Ma chi con questa? Se era proprio quella lì, amore, ti giuro, ma lei ha fatto anche il nome di Aida, ti rendi conto? Ma perché il nome di Aida va avanti, Minetti, sì, amore, sì. Ma comunque guarda, che io oggi vado da quello che la segue. Minetti, e praticamente mi dice tutto quello che lei ha detto alla sua amica.
Sì, capito? Ma una domanda. Con chi è venuta quella da lui? Chi è che? Minetti. Non lo so. A me mi risulta Lele. Io la mia idea ce l'ho su sta cosa, su sta storia, poi gliela dirò, attenzione, perché non è il primo riferimento della Minetti alla malizia intellettuale del signor Lele Mora, che è tutt'altro che sciocco e nella vita ha dimostrato anche di essere un uomo che sa, a suo modo, evidentemente in modo scorretto, visto le condanne, fare imprese. Ebbene, e quindi poi c'è un passaggio finale, ma tu rimani a dormire, dipende da lui cosa vuole fare e via dicendo. Attenzione, abbiamo detto la data di questa intercettazione, la voglio risottolineare, 17/10/2010, 17 ottobre. Il 10 novembre 2010 la signora Minetti conversa con Marincea Florina. Donna, con questa Ruby da dove cazzo è uscita? Passaggi vari e salti, ma voi avete la verifica e anche i difensori e le parti civili dei testi. Nicole, ma secondo te, io, ma ciò, a parte che io non sapevo questa storia di Mubarak, tutte ste stronzate, ma figurati, quindi la Minetti evidentemente aveva una netta introiezione che la signora Ruby non fosse parente del Rais egiziano. Donna m'ha fatto vedere dei gioielli, delle robe. Nicole, sì ma dai figurati, ma lei è una stronza, sputtana tutti, parla male di tutti, che dovrebbe ringraziarmi che sono andata a prenderla, che se no la tenevano in questura tutta la notte. Ma pensa te, che irriconoscente è questa, puttana di merda, guarda, dice l'interlocutrice, no infatti è una stronza bugiarda come Giuda. Poi seguono delle intercettazioni di messaggi, Nicole Minetti Polanco, voi vedi tu se capita il discorso, se no lascia perdere, parole, io sono troppo buono con lui, un'altra con tutto quello che io ho passato per lui, lo avrebbe già ricattato, e così via. E poi questa sequenza di SMS finisce così, con questo passaggio icastico. Sì, infatti, anche perché quando aveva paura, c'è un passaggio volgare, lo salto, per Ruby chiamava e si ricordava di noi, adesso fa finta di non ricevere chiamate, bisogna ricordarglielo. Bene, signori tribunali, tornerò sulle date del 17/10 rispetto al 6 ottobre e rispetto al primo articolo di un noto quotidiano nazionale in cui misteriosamente, devo dire, si dà notizia del cosiddetto caso Ruby. Comincio a introdurre un argomento. La signora Minetti il 17 ottobre sa perfettamente che Ruby ha reso dichiarazioni ai pubblici ministeri. La signora Minetti sa perfettamente che Ruby è gestita da un terzo, che poi è l'avvocato Giuliante, e sa ovviamente, ma questo è obvious, che la minore l'ha portata ad Arcore Lele Mora, su cui sviluppa anche una sua maliziosa idea, cioè che questo Mora non sia, diciamo, un sorridente benefattore di minorenni, ma un uomo anche capace di, possibili strategie finalizzate a risollevarsi dalle sue sorti economiche, perché aggiungo che a volte la disperazione rende gli uomini molto pericolosi e capaci di tutto. Quando devi salvare te stesso, in astratto parlo non di Mora, anche eventualmente i tuoi vizi o le tue abitudini, e non parlo di Mora, o comunque il tuo, e qui parlo di Mora, complesso apparato imprenditoriale. Si è già detto e ancora si dirà del ruolo di costante e abituale intermediazione agevolatrice dell'altrui attività di prostituzione attuata dall'odierna imputata Nicole Minetti per consentire il continuativo funzionamento del sistema investigativo strutturato e messo in operatività nell'interesse di colui che ne beneficiava. In particolare si è delineata la funzione svolta dalla Minetti nell'intermediare la corresponsione di stabili corrispettivi, e questo l'assunto accusatorio, erogati dal dottor Berlusconi ad un nucleo ristretto di giovani donne dedito al compimento di atti prostitutivi in suo favore con connesse attività logistiche di complemento. Nucleo ristretto sono quelli che avevano la casa, poi il nucleo non era ristretto. Nicole Minetti, in quanto attiva protagonista delle serate di Arcore, ovviamente ben ne conosceva la reale natura degli eventi ivi organizzati e le attività di mercimonio che vi si svolgevano. La Minetti intermediava altresì il rapporto fra le partecipanti agli eventi ed il ragionier Spinelli, che sappiamo avere un ruolo importante nella vita del dottor Berlusconi, in quanto fiduciario, dello stesso, e
fra l'altro recente vittima di una bruttissima vicenda, questa condotta accessoria e complementare va iscritta nel capitolo delle cosiddette attività logistiche svolte dalla Minetti per consentire alle ragazze dedite al compimento di atti prostitutivi di essere remunerate. Naturalmente ciò non toglie che alcune di esse, forti del preventivo nulla osta del Dominus, chiamassero direttamente Spinelli. Però la Minetti intermedia, anche qua svolge un ruolo importante, per esempio nell'intercettazione telefonica. Ce ne sono tantissime, lascio stare perché le ho messe nella memoria, se no non riesco a finire nei tempi, ci siamo dati e tolgo tempo alla parte più importante. Bene, arriviamo a parlare di Mora ed Emilio Fede nel sistema prostitutivo. Rimando alla lettura dei brani dialogici captati relativi al ruolo di intermediazione della Minetti nel rapporto con Spinelli per il pagamento delle ragazze che partecipavano alle serate di Arcore e all'apposito capitolo enucleato nell'ambito della memoria. Ebbene, occorre a questo punto enunciare le pregnanti risultanze probatorie che valgono a delineare il ruolo che nel descritto sistema prostitutivo svolgevano gli imputati Mora e Fede. Occorre evidenziare quale apporto causale i due imputati abbiano dato al funzionamento del sistema prostitutivo, al fine di disvelarne ulteriormente la finalità di mercimonio sessuale e di meccanismi di operatività nella stessa introiezione soggettiva che ne hanno gli imputati, che a me non interessa. Non mi interessano altre introiezioni soggettive. In questa sede si procederà pertanto ad una esposizione delle emergenze probatorie, con particolare riferimento agli specifici esiti delle attività di captazione telefonica sulle utenze in uso all'Ele Mora ed Emilio Fede. L'Ele Mora emerge dalle risultanze investigative come soggetto specificatamente preposto alla individuazione di nuovi soggetti da immettere nel circuito prostitutivo, pescando ovviamente e per lo più tra le giovani donne con cui intratteneva rapporti di collaborazione professionale, da qui la contestazione della specifica aggravante a Mora. Sotto questo specifico aspetto sono estremamente significative le telefonate e gli SMS intercettati tra il Mora, Roberta Bonosia, Francesca Cipriani D'Altorio e Roberta Nigro, da cui emerge, per esempio, come la Bonosia chiedesse un preventivo assenso al suo mentore per poter accedere alla frequentazione di Silvio Berlusconi, ricevendone non solo un entusiasta nulla osta, ma anche dettagliate indicazioni sui comportamenti erotizzanti da assumere con lo stesso. Risulta per tabulas dalle intercettazioni, dai tabulati, da varie testimonianze, Battilana, Danese, che la Bonosia fosse un abituale protagonista delle attività di mercimonio sessuale che si svolgevano presso la determinata residenza. L'Ele Mora era perfettamente consapevole della finalità e della natura prostitutiva dei suddetti eventi, non solo per esserne uno degli organizzatori, ma anche perché in più occasioni lo stesso era ivi presente, avendo provveduto a reperire i giovani donne disponibili a prostituirsi in quel contesto specifico, ovvero ad istigarne e favorirne l'attività di prostituzione per averle materialmente condotte presso la residenza del dottor Berlusconi, presenziando alla prima ed alla seconda delle fasi. Alla terza no. Le intercettazioni telefoniche effettuate sulle utenze in uso a Emilio Fede e l'Ele Mora, di seguito traslate nella memoria, circostanziano e riscontrano in maniera specifica le testimonianze di Ambra Battilana e Chiara Danese, le due ragazzine appena maggiorenni, denotando come la finalità perseguita dal Mora e dal Fede nel selezionare e portare le due suddette giovanissime donne, mi viene voglia di dire, presso la residenza del dottor Berlusconi fosse per l'appunto quella di immetterle nel circuito prostitutivo. Ambra Battilana, tra l'altro, era stata cercata dal Mora per il tramite del Salemi già antecedentemente alla serata del 22 agosto, con la evidente finalità di far conoscere al padrone di casa una ragazza nuova. Emilio Fede e l'Ele Mora intrattenevano uno stretto rapporto, da una parte finalizzato alla individuazione, selezione, istigazione e favoreggiamento di nuovi soggetti da immettere nel sistema prostitutivo. Vedremo le osmosi tra i due. Fadil, Battilana, Danese si scambiano le conoscenze, le calibrano, le guardano, le selezionano e le introducono. Dall'altra, però, entrambi perseguivano la finalità di lucrare vantaggi economici proprio dal funzionamento del suddetto complesso apparato ed in danno, sottolineo in danno, del dottor Berlusconi.
La intraneità di Fede e Mora al sistema prostitutivo, il fatto che entrambi, oltre ad esserne organizzatori, vi partecipassero personalmente in più occasioni, vale ad illuminarne l'elemento psicologico, dal momento che essi sapevano perfettamente quale fosse l'effettivo tenore delle scene e si adoperavano per immettervi nuove ragazze al fine di favorirne incontri intimi. Il meccanismo selettivo, istigatorio e favoreggiatore ovviamente ha una sua raffinatezza e complessità. Le indicazioni sono tanto più esplicite quanto più stretto è il rapporto tra il Mora, il Fede e la ragazza da immettere nel circuito prostitutivo. Al riguardo è esemplificatorio il rapporto Mora-Bonasia, Mora-Cepiani, Mora-Nigro, con la sequenza di selezione di telefonate ed SMS rispettivamente pertinenti di seguito traslati. Altrimenti la selezione presuppone la scelta di soggetti dotati di determinati requisiti di gradevolezza estetica e di affidabilità, altrimenti rispetto a questi rapporti molto stretti, e desiderosi di conoscere Silvio Berlusconi per poter, nell'ottica delle ragazze, attenzione, lucrare vantaggi economici e di carriera disponibili a pari sesso. Di fatto le ragazze vengono introdotte in un contesto caratterizzato sin dalle fasi iniziali da attività sessuale. Nella consapevolezza è un punto qualificante dell'assunto accusatorio che chi sarà disponibile verrà retribuito. Ecco il punto, signore del tribunale, signori giudici. Cioè lì si portano delle ragazze nell'ottica degli imputati, sapendo perfettamente ciò che accade, se saranno disponibili a fare sesso, verranno retribuite con la finalità di favorire l'incontro intimo per compiacere il dominus, che naturalmente può unire a questo apparato in capo agli imputati la sua dose poi di relazionalità specifica, perché nulla toglie. Ebbene, sono chiari che Silvio Berlusconi ne remunererà la disponibilità intima secondo i diversi step in cui si articolano le serate e cui corrisponde anche una diversa gradazione di pagamenti. Il linguaggio allusivo e simbolico utilizzato dal Mora e dal Fede nelle conversazioni telefoniche captate, con la evidente dissimulazione sotto la parola programmi, del riferimento a ragazze immesse nel circuito delle serate dal Mora medesimo, è chiaramente espressivo della illiceità e della correlativa consapevolezza che gli interlocutori avevano del sistema prostitutivo dagli stessi apparecchiato. Sotto questo specifico profilo rileva in particolare la conversazione intercettata di cui è RIT numero 3053, utenza in uso all'Ele Mora, conversazione numero 128, 28 agosto 2010, intercorsa con Emilio e Fede. Ebbene, questo importante brano dialogico lascia chiaramente inferire come l'attività di sottile persuasione in cui Emilio Fede si cimenta affinché Berlusconi, il dottor Silvio Berlusconi, eroghi a Dario Mora un cospicuo prestito economico che non può che essere a fondo perduto, stanti le disperate condizioni economiche del beneficiato, si fondi essenzialmente sul fatto che sia Mora che Fede sono perfettamente a conoscenza dell'effettivo tenore delle scene di Arcore, in quanto organizzatori e partecipi del descritto meccanismo prostitutivo. In questa conversazione la valenza dissimulatoria del termine programmi emerge con nitore, appalesandosi il suo reale significato, laddove il Fede, nel riferire al Mora quali argomenti ha speso con Berlusconi per indurlo ad erogare il cospicuo prestito in suo favore, riferisce di avergli prospettato la eventualità che in conseguenza delle gravissime difficoltà che affliggono il Mora stesso possa filtrare all'esterno che lui portava programmi. Affermazione questa che, correttamente calato nel contesto dialogico di inerenza, denota la sua valenza pressoria nei confronti di Silvio Berlusconi, stanti le conseguenze che potrebbero scaturire dalla divulgazione della predetta notizia. Questa conversazione offre inoltre un'importante conferma, e ho citato il RIT, i riferimenti, le date, il numero di progressivo, c'è tutto, a quanto dichiarato da Iman e Fadil circa il circuito di inserimento nelle serate di Arcore, emergendovi chiaramente che la Fadil fu portata presso la residenza del dottor Berlusconi la prima volta da Lele Mora, come dice la Fadil, in quanto era una delle sue ragazze, sua dimora. Trattasi di un ennesimo riscontro che avvalora l'attendibilità in parte qua della Imam Fadil e riscontra il funzionamento del sistema prostitutivo, focalizzando nei ruoli degli imputati Fede e Mora. Questa stessa intercettazione fa emergere come le partecipanti alle serate fossero, nella fattispecie Alessandra Sorcinelli, assatanate di soldi.
ad ulteriore conferma di come il corrispettivo economico alle prestazioni sessuali fosse il vero obiettivo perseguito dalle giovani donne immesse nel circuito prostitutivo. Al di là della relazionalità. Gli imputati Mora e Fede sono intranei in quanto organizzatori al suddetto sistema, nonché presenti a molti eventi, e ne conoscono quindi i segreti, i profili di illiceità, le gravi ricadute che potrebbero derivarne sul piano dell'immagine per il padrone di casa, le evidenti implicazioni penali per loro stessi. La richiesta del cospicuo prestito che il Mora, grazie alla intermediazione del Fede che ci fa la cresta, avanza a Silvio Berlusconi, trovano proprio nella comune detenzione di questi segreti il loro presupposto di accoglimento. Fede Emilio e Lele Mora sono coloro che il 14 febbraio 2010 portano con distinti ruoli Elma Rucca Rima ad Arcore, presso la residenza dell'allora Presidente del Consiglio, immettendo la minore nella consapevolezza della sua effettiva età anagrafica nel circuito prostitutivo delle scene di Arcore, sapendone esattamente quale era il tenore. Emilio Fede e Lele Mora il 14 febbraio 2010 avevano piena consapevolezza di quale fosse l'effettiva natura di quegli eventi a cui conducevano la minore, per esserne essi stessi organizzatori e partecipi, e quindi questo profilo esalta il dolo con cui hanno agito e refluisce asseverandone la responsabilità sull'articolo 600 bis, comma primo CP. L'impegno profuso da Emilio Fede e Lele Mora nell'individuare e selezionare giovani donne da destinare al compimento di atti sessuali retribuiti è finalizzato evidentemente a lucrare loro dei vantaggi economici diretti ed indiretti. Fede verosimilmente ambisce a mantenere la posizione di prestigio da egli detenuta nonostante l'avanzata età, è un dato oggettivo e non irriguardoso, in Mediaset, direttore del TG4, rafforzando il legame di amicizia ed abituale frequentazione che ha con Silvio Berlusconi. Lele Mora ambisce chiaramente a risollevare le sue disperate condizioni imprenditoriali mediante gli aiuti economici che Berlusconi gli può dare. Il presupposto stesso della soddisfazione di queste rispettive e convergenti aspettative è la intraneità al sistema prostitutivo, l'accesso ai suoi segreti, la potenzialità implicitamente pressoria che gliene deriva, il perseverante funzionamento, la costante operatività del sistema stesso. Loro hanno bisogno, per vivere e mantenere le posizioni di potere di cui godono nella società, che quel sistema funzioni. Non a caso Emilio Fede attacca e discredita con virulenza nei conversari con Mora Roberta Bonasia, quando si accorge che la suddetta sta prendendo possesso, testuale, ovvero che la predetta inizia ad intrattenere un rapporto speciale con Silvio Berlusconi, tanto da bloccare il collaudato meccanismo prostitutivo. Situazioni come quella temuta da Fede infatti incepperebbero il funzionamento del sistema, estromettendovi i suoi organizzatori. L'effettivo tenore delle scene di Arcore emerge icasticamente, chiaramente, anche dai brani dialogici captati intercorsi dagli imputati Fede e Mora, laddove il Fede, sempre preoccupato che qualcuna delle ragazze possa prendere il sopravvento, denuncia la improntitudine della Polanco, che aveva invitato ad una serata un ballerino cubano non adeguatamente pre-fidelizzato. Di tanto che egli era stato notato mentre parlava al telefono, descrivendo la serata durante l'espletamento della seconda fase dell'evento cui partecipava. Questa intercettazione, tra l'altro, riscontra specificatamente ancora una volta Imane Fadil nella descrizione che ella fa del medesimo evento. Ci sono tantissime intercettazioni messe a margine di questo capitolo. Signor Presidente, direi di andare avanti, di non leggerle. Lei poi ci deposita tutto. Esatto. Domanda, Prego, ha fatto anche un dischetto? Assolutamente sì. Perché immagino che forse le difese abbiano, Assolutamente sì. invece di portarsi le carte, interessi a ottenere una copia a dischetto. Va bene. Il reperimento e la selezione di giovani donne da immettere nel circuito prostitutivo trova parecchie, tante, fluenti manifestazioni nelle intercettazioni telefoniche e nelle testimonianze. Vorrei però segnalarne una in particolare, per la sua valenza confutatoria delle presumibili argomentazioni difensive, presumibili e legittime, della difesa Minetti. E circa infatti l'attività di reperimento attuata nello specifico dall'imputata Nicole Minetti di nuove ragazze da immettere nel circuito prostitutivo delle cosiddette scene di Arcore, rileva tra gli altri, oltre alla testimonianza resa da Melania Tumini, su cui mi dilungherò, la sequenza di messaggi SMS di seguito trasposta, di seguito al capitolo sempre, intercorsa tra la Minetti e Marincea Florina,
Quest'ultima dedita all'attività di prostituzione effettuata non esclusivamente, sembra emergere dalle intercettazioni, in favore di Silvio Berlusconi, e di stretti rapporti professionali con Lele Mora, il che dimostra la circolarità del sistema e la interscambiabilità dei ruoli tra gli imputati, profilo su cui insisto molto. Circolarità, interscambiabilità. La comunicazione in analisi è estremamente esemplificatoria del sistema, laddove la Minetti cerca una nuova ragazza che risponda a criteri, ovviamente, di gradevolezza estetica e riservatezza, da immettere nel circuito delle feste di Arcore, nella piena consapevolezza dello specifico tenore degli eventi e delle laute prevente che verranno erogate a fronte della disponibilità sessuale, secondo la rituale scansione fasica già denotata. Testo MSMS, Minetti, sì, trovo qualcuna. Minetti, risposta bella. Vado, fatto, mia amica del cuore, chi è amo? Dice la Minetti. La mia amica, molto affidabile, bella figa, risponde la Marincea. E di nuovo, la conosco, dice la Marincea, per accreditarla da quando avevo 14 anni, ma la conosco, lei ha 25, bisogna vedere se ci chiama, va avanti l'intercettazione, e la Minetti torna ad informarsi sulla persona e la Marincea gli dice: no amore, lei abita a Riccione, studia e fa la modella, è una affidabile, tranquilla, siccome è straniera gli piace sicuro, E naturalmente la Minetti, che è garante del sistema, risponde: sai, io sono molto attenta a queste cose. Vedete, ora, il diritto penale ha una forza magnetica, che è quella della dimostrazione. Quali commenti vogliamo fare a fronte della ratio della legge Merlin, su cui tornerò? È evidente che qui si cerca una ragazza carina, io uso un'aggettivazione un tantino più educata, affidabile, da immettere nel circuito costitutivo nella consapevolezza che verrà retribuita a fronte della sua disponibilità. E lo fa la signora Minetti. Quindi attenzione, non è vero che la signora Minetti è la gestrice, e comunque varrebbe a integrare ad abbondanza il diritto di favoreggiamento della prostituzione, delle case di oggettina quale corrispettivo dell'attività sessuale. È anche una che svolge attività accessorie, che porta le ragazze e si mette a disposizione, ma che le reperisce e se ne occupa. Ma attenzione, un altro elemento: attività di prostituzione svolta anche in favore di soggetti diversi da Silvio Berlusconi. Perché, ora, tutto si può dire, ma non che in questa investigazione non siano emerse persone che professionalmente svolgono l'attività di prostituzione. Al di là delle feste di Arcore, la natura prostitutiva degli eventi quindi viene avvalorata dall'attività svolta da alcune delle sue partecipi, anche a prescindere dalle serate oggetto di analisi, ovvero da quelle intercettazioni che evidenziano l'attività di prostituzione effettuata da alcune partecipanti alle serate in favore di soggetti diversi da Silvio Berlusconi. Faccio riferimento a Berardi Iris e Barbara Guerra. Naturalmente ci può sempre essere l'immutazio, quella della signora Karima, sono cavolati. Però io, anche lì è molto dura per la verità, ma lo è anche qui, perché la signora Berardi, RIT 3468/10, utenza intercettata Berardi, telefonata 1452 810/2010, sbuffa al telefono con un certo Ciro: Iris, sono 800. Ciro: ma 8? Sì, ma per la notte no, No, evidentemente non per la notte, ma a prestazione. Ascoltami Iris, ma siccome io pensavo, almeno per quello che conosco io, insomma, per quello che chiaro poi ciascuno può fare come crede, cerca di convincerla. Iris: certo, Ciro, però in genere per la notte sono 500, se non è per la notte certamente meno, io non lo so, e allora chiama qualcun altro. Poi c'è la letterina che la Berardi scrive, che narra al telefono al suo interlocutore e che dice di avere predisposto questa lettera in cui chiede soldi, diciamo, a dottor Berlusconi, manifestando le sue difficoltà, ma anche dicendo che mi vergogno tantissimo a dover sempre chiedere qualcosa, ma non vorrei mai tornare ad andare a letto con persone che non mi piacciono. Ora, io non ve la leggo tutta, però nel quadro della lettera, della letterina letta al telefono, telefonata numero 53, 19 settembre 2010, 16:12, è evidente il riferimento alla pregressa attività di prostituzione. Pregressa e contestuale, naturalmente, ovvero cerca di convincere il dottor Berlusconi
a erogargli maggiori denari per non essere costretta ad avere rapporti sessuali a pagamento con altri uomini. Ma anche la signora Guerra, faccio riferimento alla telefonata del 13/1/2011, 18:57:47 secondi, la telefonata della 767, uomo, sì adesso lo chiamo, mi ci metto d'accordo con lui, tanto lui sta al Bulgari Hotel e poi ti faccio chiamare direttamente da lui, tranquillo, è tutto organizzato, organizzo tutto io, non ti preoccupare, però stasera lei ride. Uomo, vai con un'amica solo, tranquilla, così, normale, divertente, donna, ho già organizzato con 2 amiche, quindi vado con, perfetto, senti, allora ti faccio chiamare direttamente da lui, dal numero di Dubai. Il rapporto di Ruby Minetti nel quadro del sistema prostitutivo. Bene, poi facciamo una pausa, Certo. Presidente, se lei dispone. Quando vuole lei? Quando decide lei, alle 1? All'una. Ce la fa fino all'una? Come sì, ce la posso fare. Va bene. Perché Silvio Berlusconi il 27 maggio 2010, al di là della rilevanza penale del fatto che pur l'ufficio gli ha assegnato nella sua prospettazione accusatoria, e quindi è un atto di riguardo verso il Tribunale, consegna a Nicole Minetti la mission di riprendersi Ruby? La risposta è data nel corso del processo a carico di Silvio Berlusconi, ruolo fondamentale di attiva protagonista delle serate di Arcore e di organizzatrice delle stesse svolto dalla Minetti, la sua presentabilità e spendibilità socio-relazionale e istituzionale e soprattutto, è la risposta al perché manda lei, il rapporto di pregressa conoscenza che la Minetti aveva con la Marugga, Karima Marugga, 122 contatti, in quanto entrambe intrane, con diversi ruoli, al medesimo circuito prostitutivo. Non rilevano in questa sede, pertanto, gli eventuali profili di responsabilità penale rintracciabili nella condotta dell'imputato di reato connesso. Quel che qui rileva è il rapporto Ruby-Minetti. Ruby, la continuo a chiamare così per semplicità espositiva naturalmente, conosceva perfettamente le coordinate operative del sistema di cui era parte ed il delicato ruolo che vi svolgeva la Minetti, per come dimostra il messaggio SMS che segue. 18/8/2010, 17:47:30 secondi, il messaggio non ha numero. Amorino, ti prego, mi manderesti per messaggio il numero di Spinelli o di Gesù Cristo? Capisci a me? Ho bisogno, ho cambiato scheda e il loro numero l'ho perso. Questo SMS del 18 agosto 2010 dimostra come El Marouk Karima fosse parte integrante del sistema prostitutivo e correttamente individuasse nella Minetti il suo referente per i contatti con il padrone di casa e Spinelli al fine di riceverne lauti e monumenti retributivi in concambio della sua disponibilità e di quello che era accaduto. La minore El Marouk Karima viveva a casa della prostituta brasiliana Michelle dos Santos Coincesao, anch'essa in rapporti di conoscenza e frequentazione col dottor Berlusconi, vedasi testimonianza con Coincesao, consensualmente acquisita agli atti del presente dibattimento, tabulati telefonici della stessa. Ruby aveva conosciuto e frequentato Maria Esther Polanco al di fuori prima di partecipare alle feste di Arcore, vedasi testimonianza della Polanco e della stessa Ruby. La frenesia telefonica di Miriam Loddo la sera del 27 maggio emergente dalle intercettazioni, dai tabulati chiedo scusa, tradisce la consapevolezza e la vivida preoccupazione da parte della stessa, strumentalmente immutata per sensibilità istituzionale verso la nipotina di Barbara, per la pericolosità della situazione venutasi a creare. Se non ce la fa proprio più. No, ce la faccio. Ho avuto un momento di strozzamento, ma ce la faccio. E ciò in riferimento alla inderogabile esigenza di tutelare gli interessi che erano in gioco quella sera. Il legame di El Marouk Karima con Lele Mora emerge dalle indagini come saldissimo. Emilio Fede aveva presentato El Marouk a Mora ed entrambi forti del consolidato legame con Silvio Berlusconi e del ruolo di organizzatore del sistema l'avevano introdotta nel circuito delle serate. Questa concatenazione di eventi, unita alla certezza che Fede conoscesse perfettamente l'età anagrafica di Ruby quale persona minorenne,
per avere egli presieduto il concorso di una ragazza per il cinema del settembre 2009 e far ritenere provata, insieme ad altri elementi che enuncierò e che enunciarà il collega Pietro Forno, anche in capo a Mora, la consapevolezza della minore età della persona offesa. L'avvocato Luca Giuliante, difensore storico di Lele Mora, svolge altresì il ruolo di patrocinatore della minore Elma Ruccarima, una volta filtrate all'esterno le dichiarazioni della medesima rese ai pubblici ministeri. Il rapporto fra Giuliante, che tra l'altro rivestiva cariche importanti nell'ambito dello stesso partito del dottor Berlusconi, e quest'ultimo, il dottor Berlusconi, emerge un rapporto quantomeno di affezione ideologica e di anche forse affettiva, emerge icasticamente dalle intercettazioni. Luca Giuliante, unitamente a terzi emissari non identificati, il 6 ottobre 2010 effettua l'irrituale, abnorme e gravissimo interrogatorio di Elma Ruccarima per conoscere il tenore delle dichiarazioni da ella formalmente e ritualmente rese, signori giudici, ai pubblici ministeri. Il 17 ottobre del 2010 si veda capitolo dedicato all'inquinamento probatorio del 6, Nicole Minetti e Barbara Fagioli risultano perfettamente informate di quello che Ruby aveva dichiarato a questa autorità giudiziaria e dalla sopra trasposta ed analizzata intercettazione telefonica emerge altresì come la minore fosse controllata da terzi. Io ho parlato con quello che la controlla, dice la Minetti. Anche Emilio Fede è a conoscenza del tenore delle dichiarazioni rese da Ruby ai pubblici ministeri, tanto da ritenere che siano in atto operazioni di intercettazione telefonica. Luca Rissi, personaggio su cui ci sarebbe da aprire un capitolo a parte, è in stretti rapporti con Lele Mora e con Luca Giuliante, accompagna la minore a Milano il 6 ottobre 2010 ed assiste, raccontandone in diretta gli esiti, a Pacchi Neri Serena, all'irrituale, tra virgolette, interrogatorio cui la stessa è sottoposta, segno inequivocabile di affidabilità e piena adesione del Risso agli interessi facenti capo al Mora e al Giuliante. Risso allaccia, c'è da sperare spontaneamente, una relazione sentimentale con la minore e viene dalla stessa messo a parte come inequivocabilmente dimostrato dalle intercettazioni telefoniche delle trattative economiche in atto con Silvio Berlusconi per riassorbire ed esautorare, è una delle ipotesi, la valenza delle dichiarazioni rese dalla minore alla G. Dicevo, c'è da sperare spontaneamente perché c'è invece da ipotizzare che Risso abbia precostituito questo legame strumentalizzando Marughe e Karima per poi trarne egli stesso dei vantaggi. Era questa l'ipotesi, che si strumentalizzasse la ragazza. Il 14 gennaio 2011, nell'abitazione dove Risso e Ruby convivono, la polizia giudiziaria delegata alle investigazioni e all'attività perquisitiva trova importanti riscontri documentali circa la finalità dell'interrogatorio del 6 ottobre 2010, il memoriale informatico che risulta formato il 2 ottobre 2010 della minore ed in ordine alla sussistenza di una eventuale trattativa tra Elma Ruccarima, anche eventualmente intermediata da terzi, per ricevere dei soldi. Annotazione sull'agenda cartacea della minore circa i soldi ricevuti da ricevere nel quadro di questa eventuale trattativa. La versione che Elma Ruccarima ha dato in udienza di questi appunti sequestrati il 14 gennaio 2011 è palesemente inattendibile, tanto da sconfinare in profili di involontario umorismo. La Teste ha avuto l'impudenza di sostenere che, essendosi inventata degli inesistenti rapporti di intimità con Silvio Berlusconi che propalava ai 420 a fini ostentatori e narcisistici, addirittura avrebbe predisposto, confezionato degli appunti informali da mostrare ai terzi, da ritenere in visita pastorale a casa sua, documenti questi che avrebbero per così dire dovuto offrire un riscontro alle bugie rectiu scavolate, come dice ripetutamente la Teste, che la stessa diffondeva sui suoi rapporti con Berlusconi. Una diabolica machinazio degna dei più feroci mafiosi. È chiaramente che l'assunto si commenta da solo nella sua sconfinata risibilità. Peccato infatti che l'appunto vercato di pugno dalla Ruby sulla sua agenda non contenesse esclusivamente un riferimento all'ingente somma che avrebbe dovuto ricevere da Silvio Berlusconi, 4 milioni e mezzo, ma anche a denari custoditi da terzi. Trattavasi di un'annotazione specifica, con i nomi dei soggetti asseritamente coinvolti nella gestione di questi denari, ciò a tacere comunque della intrinseca, roboante inattendibilità della colossale benzogna imprudentemente propugnata dalla persona offesa su questo punto.
La suddetta testa in udienza ha escluso radicalmente che questi appunti si riferissero ad una trattativa risarcitoria o comunque economica intercorsa con Silvio Berlusconi. Va detto sul punto che la eventuale sussistenza invece di trattative, ovvero la esistenza di versamenti in denaro erogati da Silvio Berlusconi, ovvero di aspettative coltivate da Ruby circa l'erogazione di denaro, non varrebbero comunque ex se ad offrire prova degli specifici reati in contestazione, ma semmai a contribuire a creare un complesso quadro probatorio. El Maroug Karima, offrendo questa risibile versione dei fatti, ha indirettamente implementato il quadro probatorio a carico degli odierni imputati, laddove, non essendo credibile la finalità ostentatoria e narcisistica delle predette annotazioni, ne risulta provata la più lineare e naturale delle interpretazioni, quella oggettiva, ovvero che la minore dovesse ricevere dei soldi in riferimento al patrimonio di conoscenza da elle detenute in ordine ai fatti. Naturalmente che fossero le aspettative della Ruby o una trattativa, questo è un altro discorso, ma è assolutamente risibile che sia un'annotazione confezionata a riscontro. Questo sta a significare però, al di là del fatto che lei desiderasse che i soldi o ci fosse una trattativa, che comunque lei sapeva di avere fatto qualcosa con cui poteva chiedere, vantare o aspettarsi quei denari. Lele Mora, dopo i fatti del 27 maggio 2010, si affretta a chiedere al Tribunale per i minorenni, tramite sua figlia Diana, che vuole avere una pargola in casa, l'affidamento di El Maroug Karima, atto questo che per la sua evidente abnormità, assenza di qualsivoglia legame affettivo e personale tra la minore e Diana Mora, salvo qualche convenevole detto nei corridoi della sede di Lele Mora dell'agenzia, tradisce la evidente finalità di offrire una tutela alla minore al fine di poterla rassicurare, garantire, remunerare e controllare. Diana Mora peraltro accompagnò Ruby il giorno in cui per la prima volta fu sentita dal PM dottor Pietro Forno. Le conversazioni telefoniche intercettate, intercorse tra El Maroug, Luca Risso, Grazia Randazzo, Passaro Antonio Passaro, come si chiama, attestano, inverano quanto sin qui sostenuto. Il 14 febbraio 2010 El Maroug Karima giunge per la prima volta al cospetto di Silvio Berlusconi presso la sua residenza di Arcori, ivi condotta ed introdotta da Lele Mora ed Emilio Fede, entrando a far parte di quel sistema. Emilio Fede l'aveva conosciuta, l'ho già detto, nel settembre del 2009 ed era perfettamente a conoscenza della sua età anagrafica. Abbiamo già parlato di tutti i contatti telefonici intercorsi tra Fede, tra Mora e la Maroug quella sera. È evidente, signori giudici, che Emilio Fede, voglio dire solo questo, il video relativo alla manifestazione della ragazza per il cinema del settembre 2009 prodotto da questo ufficio agli atti del tribunale ritrae Ruby Hayek, falso nome della stessa auto assegnatasi, dichiarare: buonasera a tutti, mi chiamo Ruby Hayek, sono dell'Egitto e rappresento stasera il numero 78. Ed Emilio Fede personalmente dire, sottolineo, c'è una ragazza di 13 anni, se non sbaglio egiziana, mi sono commosso, ho solidarizzato. Ma non soltanto a parole, perché poi bisogna seguire con i fatti. Sta ragazza non ha più i suoi genitori, tenta una via che, ebbene, Emilio Fede è stato di parola, non si è limitato a una solidarietà morale, ma ha introdotto Ruby in un sistema che la poteva pascere e rendere ricca. Per come emerge documentalmente e irrefutabilmente dal video, Emilio Fede mostra non solo di avere ben chiara la minorità di Ruby, addirittura diminuita, ma di averne talmente interiorizzato il disagio della ragazza da volersi fare carico di lei per il futuro. È evidente che Emilio Fede in quell'occasione rilevò la gradevolezza estetica di Ruby e proprio in considerazione del suo stato di disagio, della sua immaturità e conseguente vulnerabilità la ritenne idonea e perfetta per essere immessa nel circuito in analisi. Fede e Mora portarono la ragazza alle cene, ben consapevoli di incontrare i gusti dell'ospite, evidentemente di soddisfarne le aspettative. Poi c'è il profilo sulla consapevolezza dell'età da parte del dottor Berlusconi, che è oggetto di analisi nel separato procedimento, su cui abbiamo richiamato tutta una serie di elementi che in questa sede per relazione ne si confermano. Ci sono poi tutta una serie di intercettazioni che allego e vado ancora avanti. Gli esiti delle attività di intercettazione telefonica e l'ampio capitolato testimoniale devono essere raccordati con quanto emerge dall'analisi dei tabulati telefonici acquisiti agli atti del procedimento. Il descritto circuito probatorio consente di dimostrare da una parte la effettività della presenza delle persone intercettate presso
la residenza dell'allora Presidente del Consiglio, quantomeno nella zona di operatività della cella radiobase, in coincidenza con gli eventi ivi svoltisi, dall'altro ha permesso di ricostruire a ritroso anche la sussistenza delle scene antecedenti all'attivazione dell'operazione di intercettazione fino a luglio 2010 e segnatamente di quegli eventi cui era presente anche la minore Emma Rucca-Rima, a cui compartecipavano alcune delle giovani donne che poi erano presenti agli eventi ricostruite tramite le operazioni di intercettazione telefonica. Torniamo indietro con i tabulati, ricostruiamo le scene di Ruby e vediamo che alle scene in cui è presente Ruby partecipano alcune delle stesse ragazze che partecipano alle scene ricostruite attraverso le intercettazioni telefoniche. La conseguenza sul piano logico ricostruttivo è che dovremmo sterilizzare, diciamo così, le scene cui partecipa Ruby dalla scansione trifasica delle scene ordinariamente e generalmente ricostruite, ritenendo che Ruby santificasse l'ambiente con la sua mera presenza e lo sterilizzasse, diciamo così, dall'insorgenza di qualsiasi impulso di altro ordine, il che sul piano logico probatorio è un'impresa piuttosto ardua, devo dire, anche cimentandosi nel più forte dei garantismi. Ebbene, dobbiamo anche dire, ripeto, come le ragazze che hanno, nei testimoni che hanno negato, poi a fronte delle intercettazioni contestate abbiano fatto veramente una brutta figura, negato il tenore dei brani ideologici. Ho troppa considerazione per la intelligenza, per l'ampia esperienza, per la correttezza dei signori difensori, per ritenere che essi possano davvero accreditare processualmente questa impropria equivalenza, laddove le testimonianze rese da Melania Turini, Maura Badalà, Valentina Battarra, Maria Magdum, Natascia Catino, Chiara Danese, Ambra Mattinana e Dimane Fadil, e per segmenti dichiarativi specificatamente verificati dalla stessa, anche promananti da Emma Rucca-Rima, trovano preciso riscontro negli esiti delle intercettazioni telefoniche, con la evidente conseguenza che da una parte si hanno delle testimonianze oggettivamente avvalorate dall'esito delle intercettazioni e dall'altra il citato blocco dichiarativo avverso, già di per sé reso oggettivamente inattendibile dall'effetto oggettivamente distorsivo delle prebende erogate in corso di processo dall'imputato di reato connesso. Queste testimonianze risultano addirittura smentite dallo specifico tenore dei flussi dialogici captati loro contestati. Da una parte abbiamo testimonianze asseverate dalle intercettazioni, dall'altro testimonianze smentite dalle intercettazioni e per di più provenienti da soggetti pagati. Questo è adesso. Prima di introdurre l'inquinamento probatorio del 6 ottobre 2010, capitolo che potremo fare post pranzum. Che infatti Grazie. lo faremo. Mi corregge il dottor Lo Forno. faremo. Volevo solo dire una cosa sul documento sequestrato il 14 gennaio 2011 a Elma Rucca-Rima. La versione della Elma Rucca-Rima è inattendibile perché l'annotazione, ho detto, è estremamente specifica. Allora, se fosse vero, e non è plausibile, che lei intendeva precostituire, confezionare un documento per ostentarlo a terzi, non si vede perché dovesse mettere in mezzo persone, diciamo, estranee a Berlusconi, al dottor Berlusconi. Può essere naturalmente che Carima avesse delle aspettative economiche, non c'è traccia del versamento, questo per onestà processuale va detto, del versamento di questi soldi a Elma Rucca-Rima, nel senso che noi non abbiamo un riscontro contabile su questi soldi. Può essere una trattativa, può essere un'aspettativa, ma l'assunto accusatorio è che essa rileva, implementando il quadro accusatorio, sulla convinzione che Elma Rucca-Rima aveva circa la persuasività dei suoi argomenti, al di là, voglio dire, della valenza che può essere assegnata a questi documenti ed in ordine alla totale inconcludenza della tesi falsa propalata in dibattimento. Questo è l'assunto accusatorio e qui le chiederei una pausa. Va bene.